È stata presentata questa mattina a Venezia la nuova Progressive Web App dedicata agli ospiti delle spiagge del Veneto, uno strumento digitale che consente di consultare una rapida successione di informazioni utili ad organizzare in sicurezza ed al meglio la propria presenza nei centri balneari del litorale. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore al turismo Federico Caner, il vicepresidente della giunta regionale e assessore con delega all'ICT Gianluca Forcolin, il direttore regionale ICT e i rappresentanti di ARPAV, oltre che quelli della rete di imprese Venisense e di Union Mare Veneto, con il presidente Alessandro Berton. È scaricabile a questo sito internet che è venisense.veneto.eu, è fatta in 3 lingue, quindi ovviamente anche per gli stranieri. È un'applicazione che ci permette di dare molti servizi ai turisti, non solo la prenotazione degli ombrelloni, ma una serie anche di altre novità. Pensiamo per esempio a tutto ciò che viene fatto per sanificare la spiaggia, quindi gli ombrelloni, la spiaggia stessa, un meteo aggiornato, località per località, e questa è una grande novità. Insomma, tutte quelle buone pratiche che ci fanno dire che queste sono aree tranquille, aree dove ci sono dei protocolli di sanificazione importanti che permettono al turista di venire in sicurezza nelle nostre località. L'applicazione è da considerare uno strumento divulgativo che trasmetta a tutta l'utenza, agli ospiti della Costa Veneta, i contenuti valoriali, l'attenzione che viene data in una stagione così particolare a quelle che sono appunto le tematiche di sanificazione, per rimarcare il concetto di sicurezza che contraddistingue il prodotto turistico del tematismo del mare del Veneto.